Avete presente quando siete sicuri di una cosa, ma proprio sicuri che potete mettere la mano sul fuoco, che siete certi che quella determinata informazione, quella determinata cosa appunto di cui voi siete perfettamente consapevoli è reale? Ecco, alzi la mano chi credeva che la Sardegna fosse un'isola turistica. Ecco, probabilmente chi credeva a questa affermazione e avesse deciso di mettere la famosa mano sul fuoco, a quel punto si sarebbe scottato malamente. E a dirlo non sono le percezioni del politico di turno, ma sono effettivamente i numeri. Pagina 2, sulla Nuova Sardegna, Andrea Assini e Luigi Soriga raccontano una delle classifiche che, in procinto della stagione estiva, vengono pubblicate per vedere quali sono le regioni in Italia che sono ovviamente più appetibili dai turisti, anche per cercare di prevedere i flussi che ci saranno nel corso della stagione. La Sardegna addirittura non entra neanche in top 10, è 12ª tra tutte le regioni italiane. La prima è il Veneto, sicuramente trainata da Venezia, e poi alle sue spalle le province autonome di Trento e Bolzano, e poi Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Puglia, 11ª la Liguria, 10ª la Sicilia, e la Sardegna sta al 12º posto. Quanti in questi anni si sono ripetuti che la Sardegna è un'isola a vocazione turistica? Ecco, probabilmente con una provocazione, ma non tanto, l'assessore al turismo Franco Cucureddu, nell'intervista rilasciata a Luigi Soriga sempre sulla Nuova Sardegna, pagina 3, ha detto proprio questo, che la Sardegna non è un'isola a vocazione turistica. Tra le criticità più importanti riscontrate proprio da Cucureddu il fatto che non si produce ricchezza dal turismo e c'è troppa stagionalità, e soprattutto alcuni comuni, soprattutto quelli più piccoli costieri, che nei periodi invernali sono abitati da circa 2000 persone, nei periodi estivi arrivano ad avere quasi 10.000 persone all'interno del loro comune, con una moltiplicazione esasperata del numero di abitanti, che pone un tema anche per quanto riguarda i servizi erogati, perché ovviamente un conto è amministrare un comune di 2000 anime, un conto è farlo di un comune che in realtà ne ha 10.000 soltanto in un piccolo periodo dell'anno, e quindi ci sono un sacco di problemi sicuramente con la Tari e poi ad andare a salire poi con tutto il resto. Ma quindi forse abbiamo sbagliato per tutti questi anni a credere che l'unico modello di sviluppo possibile della Sardegna sia quello fondamentalmente delle Baleari e della Corsica, che racconta sempre Andrea Assini si trovano in una posizione totalmente irraggiungibili per mole di turisti e per offerta turistica presente per tutta la durata dell'anno? Probabilmente sì, non basta avere le spiagge belle, non basta dire che i turisti qui sono benvenuti per far sì che poi i turisti effettivamente in Sardegna ci vengano davvero, ma forse questo deve far riflettere anche su quanti investimenti fare in Sardegna. Ha senso spendere così tanti soldi pubblici per cercare di far partire un settore che poi, come abbiamo detto, nei fatti ci colloca al 12° posto nelle classifiche nazionali e che, come dice l'assessore al turismo, addirittura non crea ricchezza? Ecco, i numeri alle volte, come abbiamo sempre detto, danno una visione parziale, però alle volte parlano, e quindi forse guardando i numeri c'è bisogno di rivedere il nostro modello di sviluppo, c'è bisogno di capire dove aumentare o togliere gli investimenti e cercare di capire se si vuol rendere la Sardegna un'isola soltanto per turisti, o forse sarebbe il caso di renderla bella e renderla vivibile soprattutto per le persone che ci vivono, e poi automaticamente sarà bella anche per le persone che verranno a stare qua in vacanza. Io sono Alessandro Manno e vi do il quadro d'insieme di giovedì 6 giugno. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'Insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani regionali e cerca di raccontarvi le informazioni principali sulla nostra isola. E sapete che, come sempre, più ci avviciniamo al periodo estivo e più le notizie hanno quel carattere balneare, se vogliamo prendere questo termine, e tra i problemi estivi ci sta ovviamente quello del caldo, come raccontato a pagina 7 sull'Unione Sarda da Luigi Almiento. Infatti nel prossimo weekend ci sarà un anticipo di estate che terminerà probabilmente lunedì. Ci saranno temperature che sfioreranno i 40 gradi su tutta la Sardegna, con un primo assaggio di estate torrida, come si crede potrà essere appunto quella 2024, in lizza per essere una delle più calde di sempre, perché come sapete grazie al cambiamento climatico ogni estate si batte il record di estate più calda. Non è un errore dei meteorologi né di chi prende le temperature, è soltanto che di estate in estate c'è sempre un picco di caldo
caldo che rende praticamente qualsiasi attività infattibile, e quindi anche qua siamo in lizza per questo nuovo primato non proprio onorevole. Ma comunque, tornando alla Sardegna, sono previsti dei picchi di temperature tra i 37 e i 40 gradi, soprattutto nelle regioni del centro-nord dell'isola e del Sulcis Iglesiente, con aria estremamente umida. E se pensiamo che proprio queste zone sono quelle più in difficoltà con la crisi idrica che sicuramente non ha lasciato la Sardegna, bene, diciamo che il quadro non è proprio dei più favorevoli. Questa prima botta estiva dovrebbe fermarsi però soltanto a domenica, perché già da lunedì dovrebbe arrivare una circolazione di aria fresca proveniente dal nord Europa per far entrare le temperature nelle medie del periodo. E come raccontato dal meteorologo Alessandro Gallo, a Luigi Almiento potrebbe capitare anche di avere dei piovaschi isolati proprio sull'isola, che, vista la siccità che stringe l'isola, non sarebbe proprio una cattiva notizia. E cambiamo decisamente argomento, andiamo a parlare di politica nazionale, anzi internazionale, perché parliamo di europee e di politica amministrativa, perché come ben sapete l'8 e il 9 giugno si andrà a votare sia per le elezioni europee ma anche per le elezioni amministrative, con 27 centri dell'isola che andranno al voto per scegliere il nuovo primo cittadino o cittadina. Ovviamente grande attenzione la prendono i comuni di Cagliari, Sassari e Alghero, quelli con il maggior numero di abitanti, e che in nessuno dei tre casi vedono il sindaco uscente presentarsi per una nuova ricandidatura. Dal punto di vista delle europee invece l'isola cerca di avere almeno un europarlamentare a Strasburgo, un seggio che manca ormai dal 2014 dovuto al fatto che la Sardegna è messa nel collegio con le isole insieme alla Sicilia, e di conseguenza, essendo l'elezione dei parlamentari all'Europarlamento sotto il formato delle preferenze ed essendo i siciliani di più, ci sono ovviamente molte più probabilità che i candidati siciliani prendano un maggior numero di voti rispetto a quelli dei sardi, banalmente perché la base elettorale è molto più ampia. E quindi una corsa per cercare di piazzare almeno un eurodeputato. Vedremo se la Sardegna riuscirà a colmare questo gap che c'è ormai da tanto tempo e avere un rappresentante che possa curare gli interessi dell'isola anche in Europa. Se siete interessati ad avere una situazione molto più chiara per quanto riguarda il voto dell'8 e 9 giugno sia per le elezioni comunali sia per quelle europee, l'Unione Sarda dedica le prime due pagine dello sfoglio con gli articoli a firma di Alessandra Carta e Lorenzo Piras, che riassumono alcuni dei principali nomi candidati all'Europarlamento e le situazioni più delicate dal punto di vista delle elezioni amministrative. E sempre restando in tema di voto, di elezioni europee e di elezioni amministrative, Paolo Ordovino sulla Nuova Sardegna, pagina 6 e pagina 7, racconta il voto delle fasce più giovani della popolazione, quella tra i 18 e i 30 anni, che in vista delle elezioni europee dei comuni si devono ovviamente approcciare al voto. Per tanti sarà anche la prima possibilità di esprimere la loro preferenza, e dalle testimonianze che racconta Ordovino si registra una grande illusione nei confronti della politica, che sembrano essere interessati ai giovani. E vi dico la verità, non è che non sembra, non è interessata ai giovani, perché purtroppo la fascia giovanile è quella meno numerosa all'interno della società e quindi politicamente pesa meno, e quindi dei giovani si parla poco, e c'è anche difficoltà effettivamente a informarsi, perché poi il linguaggio della politica è abbastanza complicato, parla solamente ai convertiti, quindi a persone che sono già sensibilizzate alla politica, che nella maggior parte dei casi sono quindi persone adulte che hanno già votato e che comunque hanno degli interessi differenti da quelli dei giovani, e c'è difficoltà a informarsi. Noi con Tok Tok Sardegna cerchiamo di provare a raccontare con un linguaggio un pochino più semplice anche le dinamiche della politica, però purtroppo, per quanto l'informazione si possa spendere per cercare di sensibilizzare appunto all'utilizzo di un linguaggio più semplice, sicuramente molto più attento a quelle che sono le tematiche giovanili, se tutto ciò non parte dalla politica, allora effettivamente manca un anello di congiunzione tra politica ed elettorato, e quindi si rischia che questa elezione europea sia anche quella con l'astensione più alta, con un numero di persone che si recheranno alle urne che potrebbe essere ben sotto il 50%. Come stavamo dicendo prima, l'estate porta con sé dei problemi estivi, e cosa c'è di più estivo del problema degli incendi in Sardegna purtroppo? Parliamo infatti di un incendio che è scoppiato nella giornata di ieri fra Tramazza Solarussi e Siammaggiore nell'Oristanese, in un'area poco distante dalla statale 131. Racconta l'Incoristano che a scopo precauzionale sono stati fatti evacuare alcuni edifici di campagna nella zona della borgata Padrunou. Vista la situazione delicata è stato richiesto anche l'intervento dei mezzi aerei, con un Canadair della protezione
protezione civile arrivato dopo le 17 dall'aeroporto di Ciampino. 2 elicotteri invece della regione stavano già operando proprio nell'area colpita dagli incendi. E restando sempre in tema di roghi che scoppino qua e là per la Sardegna, c'è una polemica riportata a pagina 6 sull'Unione Sarda a firma di Enrico Fresu, che racconta come i mezzi che sono stati comprati dalla regione per essere di supporto con lo spegnimento degli incendi a terra sono in realtà difettosi. Una circolare della protezione civile ha chiesto di non utilizzarli fino a che non verranno sistemate le problematiche. Quale sarebbe fondamentalmente il fatto che questi stessi mezzi rischiano di provocare degli incendi, perché dei serbatoi di alimentazione di questi mezzi fuoriesce del carburante, e per questo motivo si è vietato l'utilizzo di questi mezzi nello spegnimento degli incendi fino a che non verranno risolte le anomalie che sono state appunto evidenziate. Questi mezzi, che erano stati consegnati alla regione dopo la gara indetta a settembre 2023, hanno avuto un costo di 12.260.000 euro per un totale di 176 mezzi destinati a essere utilizzati su tutto il territorio regionale sotto il controllo di Forestas, ma che per ora appunto non potranno essere utilizzati, con il rischio che dopo un numero di mezzi aerei ridotto all'osso si veda ridotto anche il numero di mezzi da utilizzare su terra per spegnere gli incendi, tagliando effettivamente le gambe alla stagione dell'antincendio, che però, garantisce il direttore generale di Forestas Antonio Casula, non verrà interrotta. E mi verrebbe da dire anche meno male, visto che di solito non decidiamo noi quando gli incendi debbano scoppiare. Comunque, se siete interessati alla polemica politica, o direi amministrativo-burocratica, passatemi il termine, come detto, l'articolo di Enrico Fresu sull'Unione Sarda racconta i particolari di questa vicenda. E chiudiamo con una notizia che viene dalla politica, che però cerca di chiudere un po' il cerchio con le polemiche che ci sono state in questi giorni riguardo alla costruzione di nuovi impianti di energie rinnovabili in Sardegna. Infatti riporta la Nuova Sardegna a pagina 5 che ci sarebbero delle trattative in atto per avere un accordo con lo Stato molto più favorevole rispetto a quello che era stato trapelato nell'ultima bozza, che vedeva appunto la conferma delle aree idonee all'interno del territorio sardo. L'ultima indiscrezione infatti sarebbe che sull'eolico e il fotovoltaico, riporta la Nuova Sardegna, saranno le regioni ad avere l'ultima parola sulle aree appunto dove potranno essere installati gli impianti. Inoltre la Sardegna avrebbe ottenuto anche una sorta di via libera sulle installazioni offshore, nel senso che la quota di energia che doveva essere prodotta dalle torri piazzate a oltre 12 miglia marine dalla costa non sarebbero state calcolate per intero nella quota di energia che era stata assegnata alla Sardegna, i famosi 6,2 gigawattora su cui si era discusso appunto con il governo. Se questo cambiamento andasse in porto, ovviamente il numero di pale eoliche da realizzare sulla terraferma sarebbe ovviamente meno, con un impatto che per gli abitanti sarebbe decisamente inferiore, ma che comunque avrebbe un impatto dal punto di vista ambientale, come appunto temevano gran parte dei comitati che si erano mobilitati in questi giorni, a cui la regione ha dato molto ascolto, soprattutto prima di iniziare le trattative con Roma. L'obiettivo finale, conclude la Nuova Sardegna, sarebbe proprio quello di evitare lo scontro con le regioni alla vigilia del voto delle europee, che è considerato di grande importanza sia per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche da tutto l'esecutivo. E questa era l'ultima notizia anche per oggi. L'appuntamento è per domani, sempre a partire dalle ore 8. Se volete recuperare la puntata integrale la trovate sui canali Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Noi, come detto, quindi ci sentiamo domani. Un saluto da parte mia e da tutta la redazione di Tok Tok Sardegna. A domani, buona giornata, ciao! Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.